con il mister dell'Unterland Damen Trentini. Mister, complimenti innanzitutto per la vittoria del triangolare di oggi. Come hai visto la tua squadra oggi proprio qui a Creazzo, Vicenza? Vabbè, diciamo che il risultato non era una cosa che mi interessava tanto, insomma, è stata una bellissima opportunità, una bellissima giornata, credo un'iniziativa meravigliosa e quindi questo do merito agli organizzatori di averci invitato e di aver potuto partecipare. Noi abbiamo lavorato in funzione al 2 di ottobre, che è la prossima domenica, che inizierà il campionato e avremo subito un incontro molto importante con una neopromossa come noi. Insomma, io non voglio ricordare insomma, che noi siamo una neopromossa che deve fare dei piccoli passettini, insomma, non pensare a quello che non ci compete, è troppo grande per noi. Insomma. Comunque incontrate proprio la Riazzese neopromossa come voi, come dicevi, e che partita hai impostato per domenica che proprio inizia il campionato? Ma adesso lavoreremo questa settimana proprio sulla parte tattica per cercare di giocarla al meglio possibile. Insomma, una partita in trasferta, una partita in casa da loro, la prima che fanno in B dopo tanti anni. Quindi sarà sicuramente una partita, credo, con tanta battaglia dove dovremmo essere determinati, dovremmo essere pronti magari a sfruttare qualche opportunità se ci verrà concessa. Insomma. Che girone pensi sarà? Quali obiettivi vi siete posti? E ci sarà il derby contro il Südtirol. Il girone purtroppo è il girone peggiore credo che potevamo prendere, un girone di altissima qualità, formazioni che militano da tanti anni in Serie B, formazioni più attrezzate, più preparate. Ricordo che noi siamo un paese di 600 abitanti, quindi già per noi è un grosso obiettivo è partecipare a questo campionato. Quindi, noi faremo il massimo partita dopo partita, cercando di raggiungere il prima possibile la salvezza. E poi, una volta se la raggiungeremo, penseremo poi cos'altro fare. A riguardo del derby, noi ne abbiamo 4 squadre regionali, quindi ci sarà più di un derby. Il derby col Südtirol è un derby provinciale e poi abbiamo anche i derby regionali con Clarenza e Azzurra. Quindi saranno tutte partite da giocarsi. Insomma. In bocca al lupo dunque mister e buon campionato. Grazie mille. Siamo con mister Pignatelli. Mister, come ha visto la sua squadra oggi in questo triangolare qui a Creazzo? Allora, la mia squadra effettivamente si è vista che era un po' sulle gambe, come penso un po' tutte le squadre questo periodo, perché è un attimo un periodo di preparazione fisica dove i lavori effettivamente si vedono. No, la mia squadra non è stata tanto sciolta oggi, ha provato a lavorare tecnicamente e tatticamente per come stiamo lavorando in settimana durante l'allenamento, però un po' di preparazione fisica si è fatta sentire, ma effettivamente devo dare atto anche che abbiamo incontrato contro di noi 2 ottime squadre che ha fatto vedere di essere in gamba e che hanno meritato di vincere nei mini tempi da 45 minuti, entrambe di ottima qualità, ottime squadre. Domenica ci sarà la prima giornata di campionato, incontrerete il Real Meda in casa. Sì, incontreremo il Real Meda, un'ottima formazione che da qualche anno in Serie B, in un girone tosto come quello Lombardo-Veneto, vediamo che si classifica sempre tra le prime 4-5 posizioni. Hanno un bel organico con tanta esperienza anche lì e sarà una bella prova per iniziare il campionato e un grande scoglio da superare. Vedremo, speriamo di far bene. Che obiettivi ti sei posto con questa squadra? Con questa squadra innanzitutto, siccome l'età media è molto giovane, vogliamo migliorare soggettivamente come squadra e tra i vari reparti appunto migliorare. E poi, come dicevo prima, appunto soggettivamente in ogni ragazza, visto che è giovane, ha ancora poca esperienza, farle maturare durante il campionato perché di qualità e di tecnica ce n'è molta. Bisogna trovare, giustamente metterla a disposizione della squadra, trovare la giusta amalgama. Dicevi del campionato, tra l'altro l'Unterland Damen è una neopromossa, ci sarà anche la Riozzese come neopromossa. Diciamo subito una sorpresa questo Unterland Damen. Sì, subito una sorpresa, forse per i non addetti ai lavori, perché per gli addetti ai lavori si sa che hanno avuto 4-5 innesti molto fondamentali provenienti dal Sud Tirol, gente che ha calcato anche i campi della Serie A, che ha fatto anche gol in Serie A, io un po' li conosco, quindi
Una sorpresa sì, ma diciamo non tanto perché ha i nomi per fare molto bene quest'anno, anzi ne approfitto per augurargli il meglio della stagione, gli faccio un in bocca al lupo a loro e che incontreremo nel girone. Bocca al lupo anche a lei, mister, e buon campionato. Crepi il lupo, grazie. Allora, mister, questo triangolare qui a Creazzo, a Vicenza, come hai visto la tua squadra in questi due mini tempi contro l'Unterland Damen prima e il San Bonifacio poi? Sì, abbiamo incontrato secondo me due buone squadre intanto, innanzitutto, quindi già in palla, quindi con buone anche individualità. Noi secondo me siamo stati un po' meno brillanti anche perché in settimana comunque abbiamo lavorato in parecchio, è saltata qualche amichevole, quindi abbiamo caricato forse anche un po' troppo, ma va bene così vista l'avvicinarsi del campionato. Quindi niente, affronteremo la prossima nella maniera dovuta per poi affrontare la prima gara interna all'Arezzo. Hai provato due soluzioni avanti, con l'Unterland Damen con davanti PI, poi Con Ponte, sì. Ponte nella seconda partita. Sì, sono le gare nelle quali è necessario, è giusto provare anche poi per eventualmente poi trovare delle soluzioni diverse durante il campionato. Sì, si sono mosse entrambe bene, diciamo che PI si è inserita solo oggi nella prima gara ufficiale, quindi daremo tempo, anche se ne abbiamo poco poi perché manca una settimana, comunque per oliare, come si dice, i meccanismi per l'inizio stagione. Ponte sì, si è mossa bene, ci ha messo il fisico, ma ripeto, forse oggi la squadra l'ho vista un po' stanca, qualche cosa non è funzionato perché eravamo un po' lunghi poi, qualche passaggio sbagliato di troppo, una mancata comunicazione anche verbale in campo, però insomma ci può anche stare, visto che la domenica prossima si fa sul serio, io sono convinto che questi piccoli errorucci insomma andremo a migliorarli. Grazie mister. Prego, arrivederci a tutti.